Grazie. Vincitore della sezione prosa, vincitrice della sezione prosa in lingua sarda è Eleonora Capomastro con il Giovannicca Madame Cicchera. Invitiamo Eleonora a sedere sul palco, Nino Gioventù. Ciao Eleonora, benvenuta. Bene. Così anche chi non avesse capito il titolo l'ha portata con sé, quindi possiamo avere una spiegazione. Oi, Giovannicca, già gli sto rada cosa, con tutto dispragere che dentro, pomore gusto fuoco malaito, si deve acabare di ammacchiare. Spirisullanta malamente, i satruveccio scando da bianta vassella, vendi, tutto drotta, passilla da nisarrugas con una ciccara rubia e bianca, davvero smaltao. Tanti che pianta all'omingiara Giovannicca Madame Cicchera, con i zogo spuntaus a terra, commente una buda beccia e spiniata, a regolia da dogna dippo de bascaramini, e dustugiata in sa cicchera, arriendi a sola, che na dedeni conto de gustos atros ogos, geniosos umeda, puntaus a issa. Nemus a costaiada, anci cristionai. Commente che di denianta brigungia e puro già è via da insauca malla de dotus. E custo uno vago di visiata. Fetti spipiedus a costanta pregontai, per tanto che in smanos oggi canta de comprendere dei tarrabio via trovedelli. Quando da tobianta, da gorrianta riendi a costendesi, Giovannicca, eita volta senza cicchera, e issa si frimada, pregiosa e colorata. Iscogurdetoso de sulandiri, e cusso curioso, e tanti faili. Funti, isdidaglisi, ponopungi, i dirigedoso de janas, quando gosinti e traballanta. Dia vero su, e traballanta tutto dia, ma non pappanta, e non giocanta. E lo su, funti vappacina zamera, pogando tenenti famini, di tenenti un'altra variga brummanna, che prenenti de meglio, posido pappai tutto. Grazie Nino, grazie. Diciamo che le letture aiutano a valorizzare i testi scritti. Che già peraltro sono... la premiazione, poi la premiazione, forse Andrea ha qualcosa da chiederti. C'è anche... Sì. La giuria dovrebbe avere una motivazione da leggere. Oh Giovannicca, allora una Giovannicca di la sua, io non la conosco mai. Tutti conoscono una Giovannicca vestita stramba, criticata, spinta, assolata che nemo sa cosa la cristiana. Protesto la persona amata, tutti la bruna la madre curiosidad innocente de esa psinia. Su conto zira da fuori di Giovannicca, esti steri del ritmato documenta un imbala pipius.
E ogni volta all'ombre di suo ritmo, della canzone e di suo ritornello suo. Giannica, Giannica, e t'ha portato in sta cicchere. Che Giannica è una sia stramba vero, e hanno mingiolo un posto cicchere, anzi no, madame cicchere. Che non è una sia via, è sta un'incantadora, e tiene voce squadra in intro di una sichera rubia e bianca di ferro smaltato, sta sabidoria lugente che ha una iana, chi so satrorbesso, spessa da asiana macchiore. E a Tilippu, vinzasissimo malassortato, con questa zichera mostra da cusso che non si può dimostrare. Su de abbaidare da una mirada differente, sa cosa sa propoderare su dolore e sa vita, e mudare cusso che pare morto, insieme nel debinidore. E prenare così sterzo de spera, che cusso è su segreto de sa zichera. Ca Giannica, madame zichera, non si stringa sul dono de parare fronte a sa cosas, vinza scando sa vita pare buia, che va sempre qualche cosa de prenare e de comparsire con qualcun altro. Che cusso è sa vita. E a sa fine non abbiamo lo stutto. Chi non si è inteso mai, che a chi volta in vita sua, una Giannica madame zichera. Grazie. Credo che Andrea abbia una domanda originale per te. Mi di. No, je voudrais savoir. Mi metti in difficoltà. Di dove ne vieni? Je suis de Villa Puzzu, in Teguzzi. Una domanda. Hai Cosa è successo di Villapuzzo? A saperlo, la prossima volta lo dico 3 volte, Villapuzzo. Ma per ogni racconto poi hai l'oggetto. l'accompagnamento, il vestito, o è stato questo, era particolare? Questo è stato, posso prenderlo? Questa ciccera mi ha arrivato con pangia in sa mesa in cameretto, un po' bello vago di tempo. Questo conto è stato scritto sul 2020. Ho cominciato a scrivere prima, annanzi della pandemia. E quando scrivo, incominciando che sto con un amico mio, questo ci tengo a domani, questo amico mio, Franco, e poi non c'è proso, questo conto non dà di mai intendo in treo. Purtroppo si è tolto la vita durante la pandemia. Devo cominciare a scrivere prima, però mi ha accompagnato e mi stizzrebi una das cose. E sì, noi, a posti di tutto gusto, mi serrai questo cerchio. Io sono stata qui a San Sperate nel 2018 e avevo vinto il primo premio con Suoni Antichi di Pietra di Canna dedicato al maestro Pinuccio Sciola in poesia d'italiano. Pinuccio mi ha sempre accompagnato e continua ad accompagnarmi, e per me San Sperate, dico sempre, una volta che ci si viene si torna sempre, perché è un'esperienza mistica. E quindi Giannica può da Cabai, il messaggio che ha è proprio il guardare oltre le cose da differente altezza, c'è scritto in suo conto, da una differente altezza, non per raccontarsela in maniera diversa, però per guardare oltre il dolore che può trovare nuove vie ed essere trasformato. E dogna tanti ma chi mi non dovazzo sempre, però ora qua devo già quando dopo scritto devo a villa mia, che è con mamma mia in cui devo dopo sempre questo conto porta da qualcosa di bello, poi ta devo intendo quando è 10, poi ta chiunque si voglia da scrivere non ci arrenesci, deve di l'ompia, deve da ascoltare, e c'è sempre un motivo. Grazie Eleonora, grazie per la condivisione che hai voluto fare con noi. Grazie. Concludiamo questa prima parte, non spaventatevi, la seconda sarà molto più breve, chiamando qua sul palco, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, sì, ce l'ho scritto il nome giusto, Raffaele Vargiu, che è l'assessore ai servizi sociali, che già stamattina
ha partecipato alla manifestazione in Piazza San Giovanni. Buonasera. Niente premio per te. Possiamo congedare il Franco? Scusa, non ti volevamo lasciare gentilmente. Andrea, qualche domanda da farti? Non ti chiede da dove vieni, forse no? Si spera che la città successa sperate no, ma non si scima, ma non. In realtà no, perché io sono cagliaritano di San Michele, così svelo anche la mia provenienza. Sono a San Sperate da